Ancora un weekend dedicato ai recuperi nel campionato di Serie D per il girone A. Cecina di Imperi e padroni di casa di mister Alessandro Lupo ospitano il Casale per la gara che corrisponde alla 30ª giornata di campionato. Piemontesi in bagar salvezza ma con un rassicurante margine di vantaggio sul 15° posto. Imperia che il discorso salvezza l'ha praticamente archiviato e rimane in piedi la corsa verso le posizioni playoff che distano però sei lunghezze, ritmi primaverili e clima anche dopo i piovaschi del 1° maggio, primo minuto, e padroni di casa che protestano per un tocco di mano in aria nero stellata. Il resto dei primi 45 minuti sono poco più che schermaglie tra le due squadre. Innocuo il tiro di De Salvatore al minuto 9, innocua anche la risposta del Casale su un calcio di punizione da sinistra alla mezz'ora su una rapida transizione locale. Capra si apre bene lo spazio per il tiro ma conclude più che debolmente dal limite dell'area. Stessa sorte tocca a Gnecchi per quella che è l'ultima azione degna di nota di un primo tempo dalle pochissime emozioni tutte in serbo per la ripresa, come ci documentano le immagini di Fabio Molinari. Minuto 12, Sassari sul filo del fuorigioco aggancia e costringe Drago alla parata bassa, un errore di Grandoni 2 minuti più tardi favorisce l'inserimento e l'atterramento di Colombi. Rigore che pare netto per il Casale dal dischetto, una conoscenza del calcio ligure come Poesio trasforma nonostante l'intuizione e anche il tocco di Dani. L'1-0 ospite genera l'immediata reazione nerazzurra. Gnecchi dalla distanza, ma è una telefonata per Drago poco più pericolosa. È il destro di Sassari su cui l'estremo piemontese mette i pugni dal calcio d'angolo che ne consegue. Arriva però il pareggio dei padroni di casa. La traiettoria è tagliatissima sul primo palo. Cassati in mezzo ai difensori avversari riesce a sporcare il tiro e a rimettere le cose in parità. Mancano 9 minuti al termine, la gara si trascina fino al 47° tempo, in cui una sgasata sulla destra di Lanza porta a un pallone vagante a centro area. Poesia in agguato e realizza la rete del definitivo 1-2 per il Casale. Un macigno sulla salvezza dei nerostellati, gol dal peso specifico mastodontico. L'Imperia forse accantona al sogno playoff. Prossima gara tra 3 giorni nel derby del Ponente contro il Vado.